Molto spesso i bambini non sanno spiegarsi bene in base all'età che cosa sta succedendo, quindi sarà necessario un supporto anche a un lungo termine. Gli occhi dei bambini vedono e registrano. La guerra che è arrivata ha strappato la loro vita. I piccoli profughi in arrivo nel nostro territorio avranno bisogno di un aiuto per dare un senso al non senso. L'Ordine degli psicologi del Veneto, soprattutto gli esperti delle emergenze, si coordineranno con Protezione Civile, prefetture e comuni per attivare servizi adeguati. Il sostegno serve anche ai 16.000 ucraini residenti in Italia, l'80% sono donne. La consulenza telefonica è già stata attivata. Vivono una situazione di paura per le persone che hanno lasciato in patria, molto spesso appunto sono donne che hanno dovuto lasciare là i figli oppure i genitori anziani, una situazione di ansia e anche un senso di colpa perché sono qui al sicuro mentre là probabilmente vivono una situazione molto difficile. La guerra dopo la pandemia e la crisi economica, più donne che uomini hanno perso il lavoro in questi ultimi 2 anni in regione, nuove fragilità si affacciano all'orizzonte. L'autonomia economica è necessaria anche all'autonomia psicologica, perché laddove una donna non può mantenersi da sola, deve chiedere a qualcun altro per soddisfare qualunque suo bisogno. La paura del futuro, dati tanti segnali negativi, può paralizzare. Sta già aumentando il rischio dipendenze tra i giovani da alcol, droghe e cibo. Se non ho futuro non vale la pena crescere. Vuole dire qualche cosa ai giovani che sono a casa? Che comunque c'è sempre un nuovo mondo possibile.